Noi siamo qui oggi alla Sardinia Job Day intanto perché la domanda riferita ai posti di lavoro è altissima e noi, entrando in un mercato dove purtroppo ci sono tantissime realtà che hanno necessità di un'attività come la nostra, ci servono anche le figure professionali che possano andare così a contattare o comunque a trasferire un certo tipo di messaggio alle aziende private, a chi è in uno stato di difficoltà. Il consiglio mio è siate curiosi, quindi interessatevi anche delle cose che non sono strettamente legate al vostro percorso di studi. Un altro consiglio è muovetevi, ma anche fisicamente. Io non ritengo che andarsene, muoversi, la mobilità sia un disvalore. C'è anche uno che è nato e cresciuto a New York o a Roma, è un provinciale se non esce da New York o Roma. Cioè c'è bisogno di conoscere il mondo, quindi venga bene l'Erasmus, vengano bene a tutte le attività che riguardano, per poi magari tornare arricchiti, che comunque è sempre un'espressione di curiosità anche questa. Sono qua per 2 seminari, uno si terrà questo pomeriggio alle 16:30, è un seminario sulla leadership, sostanzialmente dedicato agli imprenditori, al personale della pubblica amministrazione, ed un altro invece domani sulle job skill, sulle competenze trasversali, quindi le abilità che sono necessarie per le persone che si devono inserire nel mondo del lavoro. Lavoro per FlossLab, una società informatica di Cagliari, e stiamo cercando degli sviluppatori, sia di prima esperienza che con 5 anni più o meno di esperienza in Java o Python. Ce ne sono tantissimi per fortuna ci sono anche tante aziende informatiche, è un mercato molto dinamico sul campo lavorativo, quindi speriamo di trovare i più brillanti e di accaparrarceli noi. Siamo venuti qua oggi per fare delle selezioni per giovani ragazzi che vogliono intraprendere un percorso lavorativo come addetto vendite, come allievo store manager e assistente commerciale, ovvero lavorare nei nostri uffici direttamente nella direzione. Questo è il terzo anno che partecipiamo al Sardinia Job Day, è stato molto produttivo gli anni precedenti, ci auguriamo che comunque quest'anno, ma non abbiamo dubbi, che anche quest'anno andrà comunque bene. Siamo qui alla Sardinia Job Day proprio per dare informazioni ai cittadini di tutta l'età sulle opportunità di lavoro e di mobilità all'estero che offre l'Unione Europea. Da noi si sono presentati ragazzi che avevano paura di aprire una partita IVA, pertanto entrando in cooperativa possono già strutturarsi come lavoratori presentandosi con una struttura importante alle spalle, ma anche dei professionisti già nel mercato da diverso tempo che, spaventati da aver avuto una partita IVA che alla fine dei conti gli portava dei costi, essendo anche il lavoro degli operatori dello spettacolo un lavoro diciamo intermittente e anche stagionale, magari avevano dei problemi poi con i vari pagamenti e dei vari conguagli. Invece con Doc Servizi almeno quando si lavora si percepisce una busta paga e i costi sono sicuri e certi che vai ad affrontare, li conosci già preventivamente. Mi chiamo Patrizia Carta, sono il presidente della cooperativa Paleotour. Una cooperativa gestisce il sito archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta, della mostra permanente dei modelli di nuraghi del Norbello, del museo etnografico di Abbasanta e ultimamente abbiamo preso in gestione la mostra archeologica del Sumonte a Sorradile. È molto più di una fiera sul lavoro, quindi tanti colloqui ma soprattutto tanti seminari rivolti a quelle persone che hanno difficoltà a trovare lavoro e devono imparare a gestirsi il proprio curriculum, le proprie competenze, imparare le competenze trasversali e quindi molti laboratori e seminari come quello che presentiamo io e Andrea Pugliese, Fit Your Job. L'obiettivo del Sardinia Job Day è avvicinare le persone alla pubblica amministrazione che eroga politiche del lavoro e deve essere sempre più vicino agli utenti. Secondo noi l'aiuto principale è dare delle persone formate, delle persone motivate, delle persone con competenze trasversali importanti, capaci di adattarsi ai cambiamenti delle realtà delle imprese.